accoltellato per una sigaretta negata, fermato in stazione a Bassano il trentenne considerato l'autore dell'aggressione. Decisive le immagini delle telecamere, l'uomo bloccato grazie a un tassista che lo ha intrattenuto fino al blitz dei carabinieri. Domani sera il via ufficialmente la mostra del cinema, task force, sicurezza e lido blindato. Sabato la manifestazione pro-Palestina con i centri sociali, alla quale parteciperà anche la conduttrice Emanuela Fanelli. Giunta gelida di appena 10 minuti a Palazzo Balbi dopo giorni di accuse reciproche. Resta l'affaire Bottacin, la riunione svolta in parte da remoto, il modo per non incrociare gli sguardi, dicono voci interne. Banditi in azione a Romano De Zelino, gli organizzatori dell'Ama Musica Festival, rapinati dell'incasso a fine serata, bottino di migliaia di euro. 36enne albanese arrestato dalla polizia San Vendemiano dopo aver rubato materiale edile, devastato 2 mezzi da un'azienda e un ex dipendente che ha agito per vendetta. Virus a chikungunya, salgono a 10 i casi autoctoni riscontrati in Veneto, l'area interessata è sempre nel Veronese. Un team di scienziati italiani e americani sta studiando Emma Mazzenga, la velocista padovana di 92 anni che un anno fa ha ottenuto il record mondiale nei 200 metri. Le tartarughe marine, Elena di 5 anni e Baby Serenity di 1 anno, tornano in mare. Gli esemplari liberati agli alberoni dopo le cure al centro di primo soccorso al Lido di Venezia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali l'aggressione shock che è avvenuta ieri a Bassano. Ci sono degli sviluppi importanti perché si è chiuso il cerchio dopo 24 ore di indagini serrate. È stato preso il presunto aggressore. Per una sigaretta rifiutata ha accoltellato una persona. Grazie ad una sigaretta che gli è stata offerta è stato fermato. È un trentenne italiano, il presunto responsabile dell'aggressione avvenuta nelle prime ore di lunedì 25 ai danni di un professore del liceo Brocchi di Bassano. Il giovane è stato fermato alla stazione ferroviaria dai carabinieri che da 24 ore indagavano sulla vicenda con la collaborazione della polizia locale. Gli uomini dell'Arma già nell'immediatezza del fatto avevano controllato la zona residenziale di Viale 11 Febbraio nei pressi delle poste centrali. Sono state le immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale passate al setaccio per diverse ore a stringere il cerchio attorno ad una persona che corrispondeva alla descrizione resa da alcuni testimoni del fatto e della fuga del trentenne. Incrociando le informazioni e i passaggi delle ore precedenti e successive all'aggressione nella zona circostante fino alle vie del centro, è stato possibile tracciare un identikit del ricercato. In particolare sarebbe stato l'occhio elettronico di via Marinali a riprenderlo con maggiore dettaglio. Con questa immagine alla mano i carabinieri hanno iniziato a raccogliere altre testimonianze, sia per la fisionomia del soggetto, sia per il dettaglio delle calzature di colore rosso che indossava. Proprio questo particolare ha attirato l'attenzione di un tassista, uno dei 12 in servizio alla stazione di Bassano. Offrendogli una sigaretta ha avuto così modo di intrattenerlo mentre sopraggiungevano in breve tempo le pattuglie dei carabinieri che lo hanno identificato e portato in stato di fermo in caserma per i primi accertamenti e l'interrogatorio a cura del magistrato di turno. Resta da capire il movente del fatto e quale accusa sarà formulata nei confronti del giovane, che non risulta avere altri precedenti a carico, ma una situazione personale difficile. A poca distanza dal luogo dell'aggressione hanno sede i servizi sociosanitari dell'ULSS 7, raggiungibili in pochi minuti proprio dalla stazione dove è stato fermato. E determinante è stato il ruolo della polizia locale. Concentrati sulle telecamere 3 uomini fissi fino a notte fonda e con le poche indicazioni che avevamo, i pochi dettagli del vestiario e dei caratteri somatici del soggetto, fino all'1 di notte si è riusciti a intercettare sul lungo raggio d'azione delle telecamere, si è riusciti a intercettare verso il centro storico un soggetto che poteva essere compatibile con queste indicazioni. Hanno passato la notte davanti ai terminali del comando di via Vittorelli gli agenti della locale di Bassano, setacciando ore e ore di filmati delle telecamere di videosorveglianza del centro storico. E alla fine l'immagine risolutiva, quella che ha consentito di individuare il presunto aggressore, è arrivata perfettamente nitida da un distributore automatico di via Marinali.
Tutto coincideva con la descrizione dell'aggressore e la foto è stata messa a disposizione delle forze dell'ordine. Ha fatto una sosta in un punto di distribuzione di viveri in via Marinali e questo ha permesso di vederlo bene in faccia per poterlo intercettare senza ombra di dubbio questa mattina da parte dei carabinieri, che effettivamente sono stati tempestivi nell'intervenire in zona stazione, dove intendo anche precisare c'era una collaborazione già organizzata anche da parte del commissariato che stava presidiando la zona. Resta da capire cosa abbia fatto per tutta la giornata di lunedì il presunto accoltellatore e dove abbia passato la notte prima di essere fermato in stazione dei treni. Anche questi dettagli saranno probabilmente chiariti dalle telecamere di cui è dotata la città del Ponte. Solo poche settimane fa, ad esempio, la polizia locale di Bassano aveva ritrovato, proprio con la videosorveglianza, un giovane in difficoltà che si era allontanato dai familiari durante una visita al Ponte Vecchio. E in altre occasioni l'occhio elettronico del centro ha permesso di risolvere situazioni piuttosto scabrose. La sfiducia iniziale, perché la zona del liceo Brocchi non è telecamerata e quindi correremo ai ripari anche lì, si è dimostrato invece che insistendo a guardare le decine di telecamere che portano verso il centro storico ha fatto da padrona. Questa insistenza e poi anche la determinazione della polizia locale nel vedere, saper cosa cercare, ha dimostrato che le telecamere sono fondamentali di più. Mostra del cinema al via tra le tensioni internazionali, inevitabile che le misure di sicurezza siano elevatissime. Non meno di 350 persone al giorno vigileranno 24 ore su 24 sulla 82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dalla preapertura fino al 6 settembre, giorno della conclusione. Il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, in sopralluogo al Lido, spiega come sarà coordinato il delicato e imponente sistema di sicurezza. Massima attenzione ma nessun allarmismo, perché il festival in fondo è sempre stato al centro dello scacchiere internazionale. I rinforzi arriveranno come ogni anno, ci saranno rinforzi esterni piuttosto consistenti, circa 350 uomini quotidiani in più, oltre agli assetti territoriali. La Mostra del Cinema è sempre un evento assolutamente di grande rilevanza internazionale e come tutti gli eventi di grande rilevanza internazionale va vigilata con grande attenzione, con un dispositivo assolutamente rilevante ed importante, perché è un grande palcoscenico e nei grandi palcoscenici ci possono essere iniziative sia estemporanee sia iniziative organizzate legate a manifestazioni di protesta. Ecco perché non è stata decretata la zona rossa. In realtà la Mostra del Cinema ha una sua cornice di sicurezza che è ancora più elevata rispetto all'ordinaria zona rossa, una cornice di sicurezza, come è noto, con una previsione di varchi e di delimitazione dell'area di massima sicurezza. È un sistema già articolato e complesso che prevede già di per sé una cornice di sicurezza piuttosto elevata. Prevedere una zona rossa vorrebbe dire prevedere qualcosa di meno rispetto a quello che è già sperimentato da anni. Intanto il parroco di Marghera, Don Alino Capoviga, è stato invitato in sala d'Arsena alla cerimonia di preapertura dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco a tenere un suo intervento sulla situazione di Gaza, e sabato ci sarà, proprio la Mostra del Cinema, una manifestazione pro-palestina sulla quale torna il questore. Pensiamo di arrivare preparati al 30, come pensiamo di arrivare preparati appunto con questo processo di preparazione anche per gli altri eventuali eventi che verranno preavvisati. Lo schema è quello dello scorso anno. Per quanto riguarda la cabina di regia, ci sarà ovviamente una cabina di regia dedicata alla Mostra del Cinema, che si aggiungerà alle ordinarie sale operative che continueranno ad assolvere il loro compito. E proprio in vista di questa manifestazione sabato a Venezia si stanno mobilitando i centri sociali a nord-est.
Vogliamo lanciare l'importantissima data del 30 agosto a Venezia, durante infatti la mostra del cinema, che è comunque una passerella o comunque uno scenario su cui i media internazionali sono tutti rivolti. Vogliamo portare una voce molto forte, una voce di cui ci facciamo carico naturalmente da qui, che è la voce appunto del popolo palestinese, che sta soffrendo sotto un attacco genocida, lo diciamo senza problemi e senza ritrosie di sorta, un attacco genocida che ormai va avanti da troppo tempo. Ci saranno anche gli attivisti del centro sociale Pedro di Padova al Lido di Venezia, insieme a molte realtà antagoniste del territorio, alla manifestazione a sostegno del popolo palestinese sabato prossimo, proprio nei giorni della mostra del cinema. In questi giorni molte le polemiche dopo l'appello firmato da artisti e personalità della cultura per chiedere una ferma condanna anche della Biennale di quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Tra gli aderenti alla manifestazione anche gli esponenti di Coalizione Civica, l'ala sinistra che sostiene la giunta Giordani. Ogni luogo è importante per far sentire la voce che credo sia la voce di tutte e di tutti, perché non se ne può più. Sapete poi che a luglio come Coalizione Civica per Padova abbiamo presentato e votato a maggioranza una mozione molto importante per la nostra città che ha chiesto, ed è quello che si sta facendo, di rompere i rapporti tra la città e Israele e alle politiche di occupazione e di genocidio. La consigliera Elena Ostenelli invita la Regione Veneto a stoppare i rapporti con Israele, soprattutto l'acquisto di medicinali. Abbiamo presentato una risoluzione discussa ormai tempo fa, che non è stata votata ovviamente favorevolmente. Ne ho depositata un'altra perché credo che ogni giorno il contesto cambia, diventa sempre più grave, e quello che chiedo alla nostra istituzione regionale è finalmente di prendere una posizione interrompendo tutti i rapporti che abbiamo con il governo di Israele. In particolare penso ai farmaci che vengono prodotti da Israele, che vengono dati all'interno delle nostre ASL. E al corteo di sabato ci sarà anche la conduttrice della mostra del cinema, Emanuela Fanelli. È un momento orrendo e il popolo palestinese sta vivendo una situazione, quello che viene definito come un crimine contro l'umanità, e quindi ci sarà una manifestazione, ad esempio durante la mostra del cinema, giustamente perché tutti i fari stanno qua, l'attenzione sta qui. Io con molto piacere parteciperò. Eccola, la conduttrice della 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Come previsto arriva sulla Darsena dell'Excelsior accompagnata dal direttore del festival Alberto Barbera. È il primo anno in cui il festival non avrà una madrina ma una conduttrice, quindi sei la donna della svolta. Come ti appresterai a questo ruolo? Beh, aspettiamo domani per dire se sono la donna della svolta, però sono ovviamente emozionata, molto agitata anche, e credo che questo cambio di termine sia stato solo per aggiornare a un termine più fedele rispetto al lavoro che si chiedeva anche alle mie colleghe che hanno ricoperto il ruolo di madrina o i colleghi che hanno ricoperto quello dei padrini. E allora cosa cercherai, qual è il tuo messaggio per la serata di domani? Cercherò di restare abbastanza aderente a me stessa e usare dei toni miei soliti, un po' uno sguardo ironico su alcune cose. Adesso mi fa pure impressione dirmelo da sola. E per quanto riguarda il cinema, parlerò di quello che il cinema può smuovere nelle persone. È un festival che arriva in un tempo non facile, le guerre, la Palestina. Il mio pensiero è che stare qua ovviamente durante la mostra, in cui si celebra la bellezza, l'incontro, anche la parte glamour, più leggera, è un po' un cortocircuito in questo momento. Credo che l'arte debba sempre anche dialogare col presente, e quindi si troverà il modo di far coesistere entrambe le situazioni, non si possono ignorare. Il sogno per il futuro, in realtà sto cercando di godermi questo momento, pensare alle cose che sono andate bene, poi vedremo. E saluto molto affettuosamente i telespettatori di Media Nord-Est. La politica ora con il gelo che è calato dopo le tensioni sulla giunta regionale che si è riunita questa mattina al Balbi.
Chi si aspettava scambi al vetriolo, rese di conti, addirittura dimissioni, è rimasto deluso. La giunta regionale convocata in mattinata e durata 10 minuti di orologio è stata quasi un'operazione chirurgica in camera sterile, zero emozioni, con la solita carrellata di delibere. Il gelo dopo la tempesta, quindi, con l'afferbo Tacin, quello delle pubblicità a pagamento su alcune riviste nazionali, divenuto un punto di non ritorno, fatto di accuse reciproche e chat traboccanti di risentimento. Il tutti contro tutti o quasi. Del resto il terzo mandato non è tramontato solo per Zaia, ma anche per gli assessori, eppure in quest'ultimo caso sarebbe bastata una legge regionale più volte promessa dal governatore uscente. Quello che è certo è che mai a Palazzo Balbi i panni sporchi si erano lavati in pubblico. La stessa giunta era stata convocata come sempre il martedì per poi essere sconvocata nel fine settimana e poi di nuovo riconvocata. Motivazione ufficiale: il fatto che Zaia si fosse slogato una caviglia in Sardegna. Alla fine l'esecutivo si è riunito, ma buona parte dei presenti, Zaia compreso, era connesso da remoto. Il modo migliore, sussurra qualcuno, per non incrociare lo sguardo e innescare la scintilla del c'eravamo tanto amati. Le ipotesi ora sono due: arrivare allo scontro diretto e far volare gli stracci, o ingoiare il rospo per ragion di Stato. Il centrodestra è dato comunque in netto vantaggio, meglio massimizzare i consensi focalizzandosi sul vero avversario, che per una giunta a trazione leghista resta Fratelli d'Italia, senza contare che nella Lega sarà Zaia il capolista. Anche questo ormai è assodato. La sua, disponibilità a sostenere il partito e l'obiettivo di far crescere o mantenere comunque un governo della Lega forte in Veneto è pacifico. Zaia è della partita, noi siamo forti, siamo pronti a affrontare questa campagna elettorale, diteci chi è il candidato presidente e poi cominciamo. In casa centro-sinistra, imminente l'incontro tra Calenda e Manildo. Noi per esempio ci terremmo molto che tutto questo avvenisse anche alla presenza del candidato Manildo, se dovesse essere, ma insomma sono fiducioso, e soprattutto del nostro segretario nazionale Carlo Calenda. Un vis-à-vis finale per suggellare l'alleanza. Sembra solo una questione di giorni la stretta di mano tra il leader di Azione e il candidato governatore del centro-sinistra in Veneto, quello di Nicolò Rocco, che dei calendiani è il presidente regionale. Più che un auspicio è un vero e proprio annuncio. È importante guardarsi negli occhi ed è importante anche capire se si ha la voglia di fare le stesse cose. Insomma, manca solo l'ufficialità, anche se nulla è scontato, per quanto Rocco definisca Manildo un profilo moderato. Forma e sostanza, avverte il presidente regionale di Azione, vanno di pari passo. Per esempio in Toscana il fatto che il candidato Giani abbia detto che lui è a favore di un reddito di cittadinanza e che è contro il rigassificatore di Piombino, ha posto Calenda nelle condizioni di dire: prima di buttarci in questa alleanza vediamo se ancora ci sono gli elementi programmatici. Cioè per noi è molto importante, al di là della stima per il candidato, dire: se noi un domani andiamo a governare, le cose che fanno bene alla regione, che fanno bene ai cittadini, che fanno bene alle imprese, siamo in grado di farle o non siamo in grado di farle? Intanto da Manildo arriva una proposta proprio in campo economico, quella di riequilibrare i rapporti tra grande distribuzione e negozi di vicinato, destinando una parte degli oneri di urbanizzazione legati a nuovi grandi insediamenti commerciali al sostegno degli esercizi di quartiere. La questione per Manildo riguarda le competenze urbanistiche della regione, sullo sfondo il crollo verticale di attività nei centri urbani, 2.500 in meno in 12 anni. La cronaca, banditi in azione a Romano Dezzilino. Il compleanno dell'Ama Music Festival di Romano Dezzilino è stato rovinato da una rapina messa a segno in pochi istanti, che è costata agli organizzatori praticamente l'intero incasso della serata. Il raid è stato messo a segno domenica sera appena fuori dai cancelli di Villa Negri, sede del popolare festival musicale che quest'anno celebra i suoi primi 10 anni. Per l'occasione era andata in scena una serata a ingresso libero con il gruppo dei Planet Funk. Bar, locali e altri servizi però funzionavano, e quando è stato il momento di mettere al sicuro l'incasso, verso l'1:30 di notte, gli organizzatori si sono trovati davanti a una macchina di grossa cilindrata che li aspettava in strada. Dal mezzo sono scese alcune persone che con forte accento dell'est europeo si sono fatte consegnare il contante. Tutto è durato pochi istanti, alla fine i rapinatori se ne sono andati con il bottino senza lasciare alcuna traccia. La somma non è stata resa nota, si parla comunque di parecchie migliaia di euro, frutto appunto dell'incasso della serata di musica e di festa.
I carabinieri sono stati subito contattati, ma le ricerche hanno dato finora esito negativo. Secondo alcune fonti, la rapina sarebbe stata messa a segno nei minimi dettagli da una banda specializzata che avrebbe già colpito nel nord-est nell'ultimo periodo. Il veicolo utilizzato confermerebbe questa ipotesi. I malviventi sapevano chi aspettare e quando entrare in azione, quindi è plausibile che gli organizzatori siano stati tenuti d'occhio all'interno del festival per tutta la sera. Resta il rammarico per l'incasso della domenica e per la festa rovinata. A San Vendemiano invece è entrato in azione un ladro per vendetta. Mentre il titolare era in vacanza si è introdotto nell'azienda spaccando una finestra, ha rubato diversi attrezzi e poi, non contento, ha preso a martellate 2 autocarri aziendali, devastandoli. È il 18 agosto in Viale Italia, San Vendemiano, protagonista del raid un 36enne albanese ex dipendente che avrebbe agito anche per ritorsione, mosso da motivi personali ed attriti con il titolare. A dare l'allarme per i forti rumori provenienti dal capannone sono stati i vicini che hanno chiamato il 113. Dopo pochi istanti la pattuglia del commissariato di Conegliano, giunta sul posto, ha individuato l'uomo che stava cercando di scappare. Dopo un inseguimento il 36enne è stato bloccato ed arrestato per tentato furto aggravato e danneggiamento. All'esterno del capannone i poliziotti hanno rinvenuto un borsone con una mazzetta da muratore ed un flessibile asportati dall'azienda. L'albanese è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Restano i danni sui mezzi. Tra parabrezza, fanali e finestrini infranti, portiere divelte e ammaccature varie ammontano a circa 15.000 euro. Virus chikungunya, salgono a 10 casi autoctoni in Veneto, tutti sempre nella Veronese. 7 di questi sono confermati e 3 classificati come probabili. Sono attualmente a domicilio e in buone condizioni di salute. Tutti gli ultimi casi, precisano i tecnici della regione, sono residenti nel comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, senza correlazione epidemiologica con l'area di Parona. È scattata ovviamente la disinfestazione straordinaria. Un team di scienziati italiani e americani sta studiando Emma Mazzenga, la 92enne dei record. Pronti? Via! Dai Emma! Oggi ho fatto 14 mi pare e mezzo, il record del mondo è 15 e mezzo. Quindi adesso vediamo, perché poi 60 non sono sicuro la mia gara, insomma. Per Emma Mazzenga correre è naturale, lo diceva ai nostri microfoni il 16 gennaio del 2024, pochi giorni dopo aver battuto il record mondiale nella categoria Master Donne over 90, correndo i 200 metri in poco più di 54 secondi. Oggi a 92 anni la padovana Emma Mazzenga continua a correre e ad allenarsi con un'energia e con dei tempi che sono diventati oggetti di studio di un team di ricercatori universitari americani e italiani. Lo scorso aprile Emma è stata all'Università di Pavia per alcuni test condotti dal team di Simone Porcelli, docente di fisiologia al Dipartimento di Medicina Molecolare, che ha iniziato la ricerca insieme a Marta Colosio della Marquette University di Milwaukee. Visti al microscopio, i muscoli di Emma Mazzenga hanno rivelato dettagli sorprendenti. Le sue fibre muscolari assomigliano a quelle di una persona sana di 70 anni, ma il suo flusso sanguigno, ovvero l'ossigenazione dei muscoli, è pari a quello di una ventenne. Insomma, la genetica combinata ad un giusto stile di vita rendono Emma una giovane 92enne con tanta energia e ancora tanti traguardi da raggiungere correndo. Sono tornate a nuotare dopo le opportune cure 2 tartarughe caretta, Elena di circa 5 anni e Serenity di 1. Le 2 tartarughe sono state liberate in mare aperto da una barca della Protezione Civile del Comune di Venezia. Erano state prese in cura dall'Istituto Morosini del Lido, centro di primo soccorso per tartarughe marine. Chiudiamo così la nostra edizione regionale. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.